I am my dream. Second out, fuori secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere i primi. Oggi siamo qua con Lorenzo. Ciao Lorenzo, ti lascio subito il papero. Fantastico, nuova mascotte di El Coq. Nuova mascotte di El Coq, sono qua con Lorenzo, super stellato, grande Lorenzo. Volevo farti proprio questa domanda. Che cosa ti ha fatto fare il salto di qualità? Faccio partire il timer, 3 minuti. Vai. Allora, il salto di qualità sono tantissimi fattori, ovviamente, e sono molteplici in differenti momenti anche della vita, però ovviamente l'età è la prima cosa, perché bisogna giocarsi determinate chance, determinati momenti, determinate scelte con un'età che ti permette di farlo. Quindi io ho deciso di aprire il mio ristorante, di impegnarmi per un obiettivo importante che era quello della stella Michelin, in un momento nel quale io non avevo soldi, non avevo niente, dove il locale che ho preso era 3 volte fallito, quindi unico locale che potevo permettermi effettivamente, però avevo un sogno, era un sogno che io rincorrevo ed ero determinato, quindi determinazione ed età sicuramente sono 2 elementi fondamentali che mi hanno permesso di fare poi il salto di qualità, perché poi unito a questi 2 elementi, che poi abbiamo anche professionalità, terzo che non bisogna dimenticarsi, il quarto è un po' di pazzia, perché bisogna essere un po' pazzi. Però questo è molto collegato all'età, perché quando sei giovane sei anche un po' pazzo. Infatti se io adesso dovessi tornare indietro e dire ma lo rifarei, forse no, perché il rischio è troppo elevato, quindi più avanti si va con l'età più si tende a rischiare meno, no? Ed è normale, il motivo per cui gli atleti ovviamente arrivano a un picco di età dove hanno il massimo della carriera e dopodiché iniziano un po' ad andare giù. Il motivo è perché iniziano a pensare troppo. Questo vale per il motociclismo, visto che io sono amante del motociclismo, e penso anche, no, per quanto riguarda lo sport in generale. Pensare troppo tante volte fa male, tante volte ti dà l'opportunità di fare delle scelte intelligenti, però in questo caso se si vuole fare il salto di qualità bisogna essere anche un po' incoscienti, buttarsi e credere in quello che si fa ogni giorno, ecco, ed è quello che è stato un po', se vogliamo, il mio segreto, ma è un segreto di Pulcinella, perché alla fine di segreto effettivamente non c'è. Ecco, quindi. E infatti io ti ho conosciuto, tra l'altro sei venuto anche qualche volta a provare, a curiosare in palestra, la cosa che diciamo mi si avvicina molto a te è proprio questa giovane età e questa pazzia, no? Perché comunque faccio uno sport dove è richiesto anche un po' di brio, un po' di sana Siamo follia. mancini. E siamo mancini. Ricordiamolo che siamo mancini, perché i mancini, questo è un discorso di DNA e di natura, siamo favoriti, no? Ecco, quindi da quel punto di vista lì comunque continuerò a venire e vedrai. L'importante è sempre anche la concentrazione e determinazione sulle cose. Se si è concentrati sicuramente e determinati, sicuramente si riesce a raggiungere un obiettivo. Sì, infatti io ho visto insomma un bel posto, per me è la prima volta che vengo qua, è veramente un piacere, sono sempre rimasto giù da basso, invece noto che c'è qualcosa di differente dei classici ristoranti. Ecco, abbiamo concluso la prima domanda, il timer ci ha stoppati. Luca, adesso abbiamo noi due una domanda. Se hai un mentore o c'è qualcuno a cui ti sei ispirato o che ti ispiri ogni giorno? Partiamo? Vai. Allora, bella domanda. Io credo che una persona fissa non c'è. Credo fortemente che ho delle persone a cui mi ispiro, c'è più di qualche persona a cui mi ispiro. Credo che innanzitutto il mio maestro è diventato, oltre che un insegnante, è diventato proprio un maestro, quindi un modello da seguire per tutto quello che riguarda lo sport, ma anche, diciamo, il pensiero di vita, quindi come ci si approccia, no? È forte l'avversario, ma te ha 2 braccia come te, cioè la risposta così ti mette subito dentro ad un binario che magari tante idee, tanti pensieri, tante persone cercano di dirti guarda che vai con un avversario forte, invece il maestro cerca sempre di riallineare il tuo pensiero e secondo me avere una persona che allinea le tue idee è fondamentale, quindi nella parte sportiva e anche, diciamo, non solo, per me è una persona
molto importante. Poi ci sono tantissime... Chi è questo? Il mio maestro Gino Freo, sì, il mio maestro Gino Freo, maestro, lo chiamo maestro perché per me è una figura molto importante. È stato campione di... Il maestro è stato un atleta, un pugile, non ha mai fatto il salto di qualità come atleta, ha fatto 3 volte il titolo italiano, non è mai riuscito a vincerlo, però lui dice che da quell'esperienza è riuscito a diventare un grandissimo insegnante, un grandissimo maestro, e infatti i risultati si vedono perché oltre a me negli anni, più di 30 anni, 35 anni di carriera da allenatore, ha creato tantissimi atleti e li ha portati da ragazzini fino a diventare veramente campioni. Ecco, questo è il primo aspetto importante. Poi ci sono tantissime altre persone a cui io mi ispiro, nel senso che ognuno nel suo campo ha qualcosa di veramente forte. Io ho davanti Lorenzo l'altro giorno è stato in palestra da me e mi ha lanciato un messaggio che secondo me è importante. Ti ricordi, ti ho anche lanciato una storia, quindi non è importante il concept, è importante la persona. Ecco, quando mi hai detto questa frase, è una frase che mi è rimasta dentro la testa. In effetti certi messaggi lanciati da persone forti, sebbene giovani, sebbene ti lasciano all'interno un solco che se tu capisci e cerchi anche di far tua quella parola, non come dire fartele scivolare addosso, poi ti butti dentro, diciamo, nel tuo zaino un bagaglio importante che poi potrai riutilizzare nel corso di tutta la tua vita. Quindi io ecco, a queste persone che hanno fatto tanto, che stanno facendo tanto e che sono improntate anche a continuare a far tanto, io cerco di ispirarmi. Poi ci sono, diciamo, degli atleti, ad esempio Manny Pacquiao, mancino, Manny Pacquiao, spirito di sacrificio e risultati che ha fatto, un personaggio a cui io mi ispiro e a livello sportivo cerco di arrivare lì. Grande. Ecco, conclusa anche la seconda domanda. Faccio partire il tempo. Lorenzo, ultima domanda condivisa. Siamo entrambi giovani, ma se dovessi fare un bilancio della tua vita ad oggi, sei soddisfatto o no? Ma secondo me essere soddisfatti è fondamentale. Io ho sempre lavorato e credo che il mattino bisogna alzarsi ed essere contenti di quello che si è e di quello che si è fatto. Quindi mai rimorsi, fare quello che ci si sente, buttarsi sempre per andare avanti. Quindi da una parte sono soddisfatto, dall'altra parte sento che ho tanto ancora da dare, quindi non mi sento arrivato, ecco, quindi c'è tanto da fare. Soddisfazione sì, perché soddisfazioni me le sono prese, ho rischiato tutto e continuerò sempre a rischiare perché fa parte della mia indole, quindi super contento di quello che sono oggi, però dall'altra parte ho tantissimi altri obiettivi che ancora devo raggiungere, che quindi ogni giorno mi alzo al mattino e dico no, la lepre deve correre, no? E quindi devo ancora correre tanto. Sì. Guarda, invece, sì, io diciamo non posso darti torto, anch'io sono molto vicino ai tuoi ideali. Molte volte una domanda che spesso nonostante io sia felice finito l'incontro, quando scendo poi negli spogliatoi mi dicono ma Luca, ma tu non gioisci così tanto? E io rispondo semplicemente non ho mica vinto il Super Enalotto, cioè nel senso che tutto quel lavoro che è stato fatto per, come dire, frutto di un grosso sacrificio, di un grosso lavoro negli anni, non solo nella preparazione, ma negli anni costruito per arrivare a centrare poi quell'obiettivo lì, quindi è frutto del lavoro. Sono soddisfatto? Sì, sono soddisfatto perché se vinco sono soddisfatto. Certo che penso sempre che non si è mai troppo forti, ecco, un motto che mi dà tutti i giorni la voglia di andare avanti. Il mio maestro tutti i giorni mi dice Luca, non si è mai troppo forti, non si è mai troppo forti perché c'è sempre qualcosa da migliorare, c'è qualcosa sempre da rivedere, il mondo va avanti e credo che anche per stare al passo con il mondo bisogna adattarsi un po' anche a tutto quello che succede, quindi credo che effettivamente sì, soddisfatti dei risultati, d'altro canto non accontentarsi. Infatti io dico sempre ai miei ragazzi, quando ci parlo, dico sempre quando raggiungi un qualcosa fa parte già del passato, cioè oggi stiamo parlando di qualcosa che è già passato. Se vuoi guardare avanti devi pensare a cosa vuoi diventare, a cosa vuoi
ambire, no? Quindi se oggi porto a casa un risultato, fa già parte di qualcosa che è già stato raggiunto. Quindi per me non interessa, no? E quindi quando ho preso la stella io non ho neanche fatto festa, ho detto bene, devo lavorare per la seconda. Lo stesso giorno, nel momento in cui mi hanno consegnato la stella, ho detto cavolo, adesso devo lavorare per la seconda. E quindi non ho neanche avuto il tempo. Questo è, tra virgolette, un problema per noi che non godiamo del momento, però dall'altra parte è lo stimolo per arrivare sempre più in alto. Bene, grazie Lorenzo, grazie ancora.